congresso nazionale di aprile, culminando nello scioglimento del partito dell'ottobre. Successivamente, alla fine del partito, ci fu la diaspora. Le scelte politiche dei maggiori leader veneti sono, in questo caso, note, anche la loro partecipazione e la loro presenza alle elezioni successive. I più passarono al PSI o direttamente o attraverso l'esperienza di Unità Socialista o Unità Popolare, da Fermo Solari a Luigi Martignoni, da Gino Meneghetti ad Agostino Donon Dalbò, da Alberto Cosatini a Diego Valeri e altri. Altri al PSD, come i veneziani Gavagni, Gino Luzzato, Flavio Dalle Mule, Bellunese, Attilio Tissi, al Partito Repubblicano come Visentini e Magagnato, e qualcuno anche al Partito Comunista, fra tutti ricordo Bruno Trentin. La storia del PDA Veneto appare un cantiere aperto, si diceva, anche perché resta ancora da lavorare su molte delle figure che emergono dal libro, su quelli che ho chiamato, mutuando un'espressione di Ferruccio Parri, gli uomini di buona volontà. Ora, se Silvio Trentin è la figura più studiata, e lo sarà, come ha ricordato Luisa, il prossimo 5 dicembre, in un articolato convegno a Ca' Foscari, però va anche segnalato che il suo rapporto col Partito d'Azione Veneto fu limitato al breve periodo dei primi di settembre, quando rientrò dalla Francia, al 12 marzo, quando morì. Ecco, ne parlerò in una relazione al convegno di dicembre. Poi mi riferisco ad Enrico Hoppoker, a cui l'Accademia Olimpica ha dedicato una tornata recentemente, a Bruno Visentini, di cui è stato recentemente ripubblicato a cura di Sandro Gerbi 2 anni di politica italiana, edito nel 1945 nelle edizioni del Partito d'Azione Vicentino. Ma voglio ricordare anche Gino Meneghetti, docente di farmacologia all'Università di Padova, Fermo Solari, che dal 1944 fu a Milano al comando dei Volontari della Libertà come vice di Parri, che poi sostituì. E su di lui, che a mio avviso è l'esponente più autorevole a livello regionale, sto lavorando a una biografia politica. Per non dimenticare Bruno Trentin, che nel dopoguerra fu sindacalista di primo piano e su cui esiste il recente contributo di Ginio Ariemma. Ricordo che Norberto Bobbio include 5 azionisti veneti fra i profili di amici e maestri, consegnandoli a un rilievo nazionale. E Gino Meneghetti, Antonio Giuriolo, Silvio Trentin, Fermo Solari e Luigi Cosatini. Non va dimenticato poi che lo stesso Norberto Bobbio, insegnante di filosofia del diritto all'Università di Padova dal 1941 al 1947, fu attivo nell'azionismo veneto. Sì, allora, grazie. diciamo, per chiudere, ecco, chiuderei un secondo con una riflessione del friulano Fermo Solari, che in un articolo dell'88, La vigilia della morte, affermava: la lotta per la democrazia e la giustizia sociale si combatte giorno per giorno, con le armi pacifiche del confronto, ma anche della chiara, inequivoca contrapposizione con chi frena il progresso, conservando privilegi che ripugnano la coscienza civile, e chi invece sente che è profondamente giusto battersi per una effettiva giustizia sociale, per un mondo di pace e di libertà, aggiungendo con affermazioni che risultano valide anche proprio nel dibattito di questi giorni, in realtà la nostra Costituzione è ancora tutta sulla carta, poco è mutato rispetto al passato, le ingiustizie sociali sono restate, il godimento effettivo dei diritti di libertà è ancora limitato per la parte più povera del popolo, c'è insicurezza nel futuro, la società è dominata da egemonie e da privilegi inaccettabili. Grazie. Grazie a Cisotto per questo utile excursus sulla storia del Partito d'Azione con tutti questi dati. E ora passo velocemente la parola a Marco Almagisti, a cui abbiamo chiesto di parlare della cultura politica azionista in Veneto. Ecco, Almagisti è docente di scienze politiche presso l'Università di Padova e si è spesso occupato proprio della qualità della democrazia e delle culture politiche. E sono questi proprio anche i titoli delle sue pubblicazioni più recenti: La qualità della democrazia in Italia, capitale sociale e politica, pubblicato nel 2011, e quest'anno Cultura politica, istituzioni e radici storiche. Ecco, lui ha studiato personaggi, opere, l'influenza, dei valori, degli habitus mentali, anche azionisti,
nella formazione della cultura, così, della cultura civica e politica, ecco, del Veneto. Ecco, quindi a lui la parola, grazie. Grazie. Grazie in primo luogo dell'invito e lasciatemi appunto dire una certa emozione per me tornare qui, dove sono stato un po' da studente, sono venuto qualche volta, occupandomi di temi che mi appassionavano molto già quando ero appunto uno studente. Fa un po' specie, cosa ci fa un politologo occuparsi di partito d'azione, ma come i politologi non si dovrebbero occupare esattamente dell'istante presente appena tramontato? Ma in realtà se ci occupiamo di cultura politica e pensiamo che la cultura politica sia importante per il funzionamento di un sistema democratico, è necessario studiarla nel suo divenire, studiando anche gli attori che hanno preceduto il presente. La mia prima pubblicazione fu per una rivista di storia venetica e il grande maestro Mario Isnenghi consigliava sempre di non spiegare con gli strumenti della cronaca ciò che invece spesso è il portato della storia. Ecco, proprio lavorando su Venetica, l'ultimo numero che è uscito, che ho curato con Giulio Albanese, Il Veneto in rivista, abbiamo cercato di raccogliere appunto le riviste venete dal 45 all'89 e ne vengono fuori dei risultati molto simpatici. Primo dato, i veneti scrivono tantissimo. Sono dei grafomani, poche regioni credo abbiano prodotto così tanta carta su tutto. Vabbè. Seconda cosa, viene fuori un Veneto plurale e policromo, che è molto interessante. Ora voi sapete che chiunque si occupi di storia politica del Veneto deve fare i conti con la grande costruzione della subcultura bianca, cioè la presenza straordinaria non soltanto della democrazia cristiana, ma soprattutto della Chiesa, quale realtà sociopolitica alle sue spalle, che ha poi in qualche modo dettato i tempi dell'evoluzione politica in questa porzione di mondo. Ecco, però la presenza ultradeterminante della subcultura bianca fino almeno ai primi anni 90 non ha fatto venire meno l'importanza e il peso di una grande pluralità di colori e anche in questa pluralità di colori anche l'importanza di intuizioni che spesso sono state fatte affiorare e portate avanti da delle minoranze che poi hanno influenzato la mentalità e i comportamenti e gli atteggiamenti politici. Tra questi filoni ovviamente anche il filone azionista. Ora, va detto intanto che il filone azionista non nasce dal nulla. La realtà veneta ha sicuramente quale impatto decisivo nella sua evoluzione culturale la presenza egemone della Chiesa già nelle vicende che hanno preceduto il nostro risorgimento. Però accanto a questa presenza c'è sempre stata un'altra prospettiva, un'altra angolazione laica e tendenzialmente liberale. Ora, io avevo segnato un piccolo passaggio in una mia, peraltro non memorabilissima produzione letteraria, dove però, ecco, citavo Isnenghi, quindi insomma in qualche modo un certo tono lo mantenevo per interposta persona, e Isnenghi diceva, Isnenghi nella sua opera La storia d'Italia in Audi, il volume sul Veneto curato da Lanaro, di poche aree regionali italiane si potrebbe dire quanto di questa, che possiedono una linea letteraria. Anche in letteratura viene fuori questa duplicità, tra grande presenza egemone della Chiesa e della cultura cattolica e poi anche una presenza diversa. Ippolito Nievo e Antonio Fogazzaro, per dichiarare subito i nostri eroi eponimi, sono i capostipiti ideali di una possibile alternativa letteraria che altre ne sottintende e che accade talvolta di veder trapelare riandando alle opere dell'8 e del Novecento. In tale ambito, scrive Isnenghi, si avvolge spesso su se stessa la letteratura di parrocchia e di villa, che rappresenta nell'immaginario collettivo italiano una corrente culturale eternamente egemone in Veneto. Tale corrente culturalmente maggioritaria subisce un magnetismo che comporta l'essere attirati e una rotazione centripeta attorno alla centralità delle figure e delle situazioni ecclesiastiche. Però accanto a questa robusta linea letteraria veneta ve n'è un'altra, più laica, smagata, nordestina, che Isnenghi vede coagularsi attorno all'opera di Ippolito Nievo e che poi produrrà nel Novecento alcuni capisaldi della letteratura italiana, quali i vicentini non di città, Luigi Meneghello e Mario Rigoni Stern, e il trevigiano di Pieve di Soligo, Andrea Zanzotto. Uno di questi, Luigi Meneghello, è un piccolo maestro azionista. Particolare la sua straordinaria parabola culturale, perché ci ha scritto molto e l'intera sua opera è segnata da questa esperienza,
Luigi Meneghello sarà un giovanissimo lettore per il regime fascista, fu fascista, socializzato nel fascismo, ma poi esce dalla cultura fascista in maniera personalmente molto sofferta, molto drammatica, e diventa appunto un esponente del Partito d'Azione e della resistenza armata in Veneto. Cosa ha scatenato tutto questo? L'incontro con un maestro Antonio Giuriolo, che svolge la sua funzione proprio di insegnante, nel senso più proprio del termine. Ora, io credo che chiunque abbia mai anche solo sognato di fare l'insegnante a qualsiasi livello vorrebbe trovare a un certo punto per sé delle pagine scritte con quell'intensità e quella maestria che Luigi Meneghello ha saputo dedicare sia nei Piccoli Maestri, sia soprattutto nei Fiori Italiani, al suo maestro Antonio Giuriolo, che ha pagato con la vita il fatto di essere un grande maestro. Cosa ha fatto Giuriolo? Ha semplicemente avvicinato questi ragazzi che erano stati cresciuti integralmente nel fascismo a una cultura altra, liberale, più moderna, che in Italia era stata, Lacan direbbe, forclusa, cioè portata via, in qualche modo negata radicalmente. Come se Giuriolo esponesse questi giovani all'azione di un principio attivo, di un antidoto che piano, senza essere in qualche modo forzatamente fatto ingurgitare a questi giovani, ma piano piano agiva piacevolmente sovvertendo quelle che erano delle convinzioni incrostate da un'educazione di un regime autoritario. E questo provoca appunto tutto ciò che noi sappiamo della parabola dei Piccoli Maestri. E Meneghello ce lo dice, cito sempre dal mio brogliaccio, dalla mia pubblicazione, c'è un passaggio molto bello dei Fiori Italiani, se non sbaglio, anzi no, dei Piccoli Maestri, e che ci spiega benissimo perché è avvenuto tutto questo. Piccoli Maestri, dentro nel Meridiano, pagina 449. Senza di lui, dice appunto Meneghello, parlando della sua esperienza sull'altipiano d'Asiago, senza di lui, Antonio Giuriolo, non avevamo veramente senso. Eravamo solo un gruppo di studenti alla macchia, scrupolosi e malcontenti. Con lui diventavamo tutta un'altra cosa. Per quest'uomo passava la sola tradizione alla quale si poteva senza arrossire dare il nome di italiana. Antonio era un italiano in un senso in cui nessun altro nostro conoscente lo era. Stando vicini a lui ci sentivamo entrare anche noi in questa tradizione. Sapevamo appena ripetere qualche nome, Salvemini, Gobetti, Rosselli, Gramsci, ma la virtù della cosa ci investiva. Eravamo catecumeni, apprendisti italiani. In fondo era proprio per questo che eravamo in giro per le montagne. Facevamo i fuorilegge per Rosselli, Salvemini, Gobetti, Gramsci, per Toni Giuriolo. Ecco, questa era l'educazione sentimentale di un piccolo maestro molto giovane all'epoca, ma molto intelligente. Cosa insegnava questa filone culturale a quei ragazzi? Insegnava dei punti, degli ancoraggi, diremmo noi, che in politica non esistevano negli anni 40 italiani o erano estremamente minoritari. La laicità quale valore, la volontà di perseguire una giustizia sociale, ma ecco la differenza con altre famiglie politiche molto attive nella resistenza, giustizia sociale nella libertà. Per il Partito d'Azione la libertà non è un orpello borghese, ma è costitutiva della stessa essenza dell'uomo. Su questo Toni Giuriolo ha scritto e detto cose molto importanti. In più, ovviamente, è una cultura politica, una mentalità profondamente empirica, per questo probabilmente minoritaria in quell'Italia. Cosa ne accade di questa cultura politica? Beh, viene sommersa. Abbiamo ricordato i risultati elettorali, Meneghello li commentò in maniera notevole nella sua ultima intervista, a che tempo che fa, con Fabio Fazio. Disse, avevamo un numero coincidente tra iscritti al partito e voti. Questo significava che forse i genitori ci hanno votati, ma le fidanzate no. Si è perso, non c'è nulla da fare. Si è perso perché comunque l'avversario era straordinario, cioè se un genio la politica italiana ha prodotto nel Novecento, questo sicuramente era il nordestino Alcide De Gasperi, perché era trentino. De Gasperi riesce in un miracolo, dal punto di vista della scienza politica è qualcosa di straordinario, riesce a agganciare quel mondo lì, il capitale sociale cattolico, il mondo bianco, plurisecolare, eccetera, alle istituzioni della democrazia. Sinceramente, laicamente un miracolo ha compiuto. E questo ancoraggio porta a schiacciare le altre culture politiche non organizzate come quella comunista che insomma resiste e s'appatta.
In alcuni casi addirittura quei piccoli maestri, quegli azionisti, sono costretti al dispatrio. Meneghello se ne va, non trova in Italia quello che cerca e lo cercherà, lo riprodurrà in qualche modo a Reading e via. E gli altri? Beh, gli altri, abbiamo detto prima, vivono una diaspora in altri partiti, che è molto fertile però, non sono mai carriere banali, sono presenze molto importanti. Addirittura la Malfa diventerà un leader di un partito, il Partito Repubblicano, e poi in una bellissima intervista nel 77 dirà: beh, però tutto sommato mi sono pentito di quella scissione, perché se rimanevo nel partito d'azione, tutto sommato forse qualche risultato in più lo ottenevamo. Ma d'altronde le formazioni della sinistra italiana tendono, vabbè, questa è un'altra storia, ma insomma, tendono, come dire, a moltiplicare questa tendenza alla frantumazione. Ma insomma. Dopodiché cosa ne è stato di loro? Alcune non soltanto hanno fertilizzato alcune persone gli altri partiti, ma ci sono stati casi di straordinaria presenza di leadership sociale non elettorale. Questo è un filone di ricerca molto interessante nella cultura, nei giornali, nella letteratura, nell'università, nella magistratura, ricostruire dei percorsi significativi di leadership che hanno avuto la propria matrice nel partito d'azione può essere molto importante. L'ha ricordato a Padova nel 2009 Gianfranco Pasquino, omaggiando Norberto Bobbio, dicendo che erano tutt'altro che dei giovinotti velleitari queste persone, perché altrimenti non avrebbero avuto queste strade straordinariamente meritevoli e meritorie. Dopodiché, questo lo possiamo ricordare attraverso un bell'articolo di Beniamino Placido sulla Repubblica nel 1983, recensendo il libro di Bobbio su Amici e Maestri, Placido diceva: sì, è vero che si sono dispersi, ma gli azionisti sono stati anche molto bravi a essere una piccola banda che si radunava. Si disperdono gli azionisti, ma si radunano quando ci sono da difendere o da riaffermare questi valori di laicità, giustizia nella libertà, di cultura politica empirica, di difesa, diciamo, della Costituzione repubblicana. Si disperdono ma si ritrovano e il nostro paese riesce a sopravvivere nonostante il proliferare di brutte bande corrosive, aveva in mente chiaramente la P2, perché esiste anche questa banda col suo grande vecchio che è Norberto Bobbio. Ma non solo, quindi leadership fuori dai partiti, eccetera, radunarsi di questa banda quando c'è bisogno, ovviamente, ma anche sedimento nella cultura politica. Perché è vero che non hanno certo vinto le elezioni, ed è vero che ovviamente esiste una saggezza delle folle, quindi la storia la scrivono i vincitori. Però sbaglieremmo a essere eccessivamente darwinisti dal punto di vista politico, perché molte volte le minoranze, pur soccombendo, fanno affiorare appunto istanze, temi, intuizioni, ragionamenti che poi possono essere accolti appunto da altre forze, e questo appunto è successo. Con Meneghello e con i piccoli maestri abbiamo un riferimento alla loro esperienza politica quando si affermano i grandi partiti del dopoguerra che li portano un po' all'angolo. Però le idee, le parole d'ordine in qualche modo di quella famiglia politica sono anche carsicamente riemerse poi. Sono tornate in circolazione, per esempio, quando quei grandi partiti, ahimè, in maniera drammatica, alla fine degli anni '80, sono implosi su se stessi. Faccio riferimento a una persona, visto che il mio Ateneo gli ha dedicato il nostro centro studi, il centro interdipartimentale, che è Giorgio Lago, direttore del Gazzettino, dove andando a riprendere una serie di suoi scritti e andando a analizzare tutti i libri che lui incamerava, sono decine di migliaia i libri che Giorgio Lago metteva da parte, cercando di inventariare, abbiamo trovato molto spesso l'amore che Lago mostrava verso una famiglia politica che non era la sua, se non altro per un'esigenza di tipo temporale, però li leggeva, si ispirava. E voglio chiudere proprio ricordando questo pezzettino qui. Mi ha fatto particolare piacere vedere che quando Lago ha la sua possibilità di esordire quale innovatore, direttore del Gazzettino, il 21 giugno 1984 scrive questa cosa nel suo editoriale di saluto ai lettori: la pazienza della democrazia lavora per la sintesi fra la libertà e la giustizia. Senza la seconda, la prima è un inganno borghese; senza la prima, la seconda è una menzogna proletaria. Nemmeno la questione morale, cioè il primato del controllo sull'abuso e dell'onestà sull'intrallazzo di ogni colore o casata, la sento come un'astrazione, per quanto illuminata. La ricerca dell'imparzialità non sarà astensionismo o qualunquismo o neutralismo sui piccoli e grandi attentati alla libertà, alla giustizia sociale, alla democrazia, alla certezza dei diritti di ogni cittadino della Repubblica. Ricordo brevemente che Lago fu un fustigatore notevole della classe politica, dei suoi costumi via via corrotti negli anni '80, dei partiti che stavano diventando sempre più autoreferenziali.
un azionista, un rompiscatole, uno che borbottava, può darsi, ma se quella politica avesse avuto più attenzione e capacità d'ascolto verso chi la criticava, probabilmente avrebbe avuto una sorte migliore e non saremmo arrivati a quel tracollo dei primi anni 90 che non ha eguali nelle democrazie occidentali consolidate. Questo per concludere dicendo che quello che si sente nei mass media come senso comune banalmente vigente, cioè gli azionisti, è un insulto, no? È un azionista, vuol dire che non ha le gambe ben piantate per terra, è completamente da ribaltare. Azionista deve essere, no, uno che ha lo sguardo lungo, magari come le giraffe non vede immediatamente quello che sta succedendo fra 10 secondi, ma riesce a intuire quello che può succedere tra una settimana, 3 mesi, 6 mesi o qualche anno. Quindi azionista incomincerei a rivendicarlo come un titolo assolutamente di merito. Grazie della vostra attenzione. Grazie per questo intervento stimolante, per essere riuscito a rimanere esattamente nei 15 minuti. Perfetto. Passiamo ora alla seconda parte, allora, e allora invito qui Marco Borghi, Silvia Tortato e Barbara Colli al tavolo. Grazie. Ecco, Marco Borghi, direttore dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, che ha frequentato a lungo la biblioteca della Querini Stampaglia nel suo pluriennale lavoro per il secolo di carta, cioè quando ha fatto questo repertorio analitico della stampa periodica veneziana e appunto si è soffermato a lungo a studiare i periodici presenti in questa biblioteca e poi autore, curatore anzi, insieme con l'avvocato Renzo Biondo, del libro Giustizia e Libertà e Partito d'Azione a Venezia e dintorni, che è uscito nel 2005. Ecco, ricordo che Renzo Biondo, azionista, è stato con pari tra i fondatori della Federazione Associazioni Partigiane, cioè la FIAP, legate appunto all'esperienza di Giustizia e Libertà delle Brigate Matteotti del Partito d'Azione. Ecco, Marco Borghi ci parlerà della stampa azionista nel Veneto, prospettive di studio. Sì, intanto ringrazio anch'io ovviamente gli organizzatori, tra cui anche il sottoscritto, e questo luogo che mi ha visto, come dire, fortemente presente non solo per il secolo di carta, ma in realtà anche per un percorso biografico, come gran parte di molti studenti veneziani, universitari e non, che dentro questo luogo hanno trovato, non voglio fare retorica, ma anche una seconda casa, soprattutto serale, quando la città chiudeva battenti e luoghi per socializzare, ce n'erano ben pochi. Quindi sono particolarmente contento di essere in questo luogo che ha cambiato giustamente faccia e si è aggiornato e ricorda un po' anche gli azionisti in qualche misura, perché ha ragione il Magisti, cioè nel momento in cui tutte le culture politiche sono crollate impietosamente alla fine degli anni '80, l'ultimo baluardo sul quale poi si concentrarono forze particolarmente feroci di quello che è stato la prima parte del berlusconismo, in particolare un giornalista che si chiama Ferrara, fu proprio l'azionismo, perché era l'ultimo baluardo da demolire di un'Italia che buona parte degli italiani vedeva ancora con, diciamo, fastidio. Allora, questo intervento è un intervento molto breve, insomma abbastanza breve, e parte da una piccola provocazione o da una banalità. Perché si scrive un giornale? A cosa serve sostanzialmente? Serve in un periodo normale, in un tempo normale, a raccontare qualcosa per l'esterno. È anche una palestra per l'interno, cioè un gruppo, una formazione, un partito politico, attraverso le colonne di un periodico e di un quotidiano, di settimanale, ovviamente cresce nella sua elaborazione politica, ma sostanzialmente è uno strumento che si rivolge a qualcuno che è al di fuori. E il Partito d'Azione è una vicenda che è straordinariamente diversa rispetto a tutto il resto, perché non solo nasce all'interno di un momento storico dove l'esterno non esiste,
Non esiste perché appunto siamo in pieno regime fascista, siamo durante anche un periodo bellico, quindi le maglie di controllo sono aumentate a dismisura e in realtà quindi non ha un pubblico esterno e in realtà non ha neanche un pubblico interno, o meglio ha tanti interni. Perché una delle questioni che secondo me attraverso la stampa si coglie bene e che uscirà nel dopo di Liberazione è che gli azionisti si conoscevano, ma in realtà si conoscevano non tutti, perché evidentemente in un periodo di clandestinità una delle regole è proprio quella del compartimento stagno. Quindi Giustizia e Libertà, edizione Veneto, nasce sostanzialmente dopo l'8 settembre. In realtà c'è già un numero, come vedete adesso in appunto la riproduzione, che è un numero che non è ancora datato, ma non si parla né di occupazione tedesca né di lotta partigiana, quindi probabilmente può essere collocato dopo il 25 luglio. Riprende ancora questa duplice anima, cioè l'Italia Libera, che è l'edizione del vero Partito d'Azione dopo il 42, e la storica testata di Giustizia e Libertà, che invece era nata appunto negli anni 30 con il movimento e con i Rosselli. Come si costruisce un giornale in clandestinità? Ecco, questo ovviamente è un altro dei temi forti, perché la difficoltà di cucire non solo le idee, ma poi di tradurle anche organizzativamente su carta stampata, è l'altro aspetto, come dire, fondamentale della lotta clandestina. Gaddi, che insomma qualcuno di voi conosce, esponente del PC, riconosce che, dopo il PC naturalmente, gli azionisti nel Veneto furono la forza politica che riuscì con maggiore incisività a produrre dal punto di vista dell'editoria, quindi periodici, ma anche volantini pubblicistica, che sono una cosa diversa, e che si collocò sul piano del dibattito politico assolutamente come partito di avanguardia. Del periodo clandestino conosciamo sostanzialmente 4 numeri. Il primo numero era questo, che vi ho mostrato. Il vero numero che esce sostanzialmente è quello dell'anno secondo, quindi richiamando un anno primo, di cui però anche gli stessi protagonisti, Zanon Dalbò, Dalpra, eccetera, non riescono a collocare in maniera perfetta, ed è il primo numero del 10 giugno del 44, viene stampato a Venezia in una tipografia Sartori di San Polo, ed è importante perché ovviamente è dopo la liberazione di Roma. È importante perché in questo caso viene comunicato a un pubblico di cui ancora oggi noi fatichiamo a capire l'esistenza e quale tipo di interlocutore. E forse è stato anche questo uno degli inganni, secondo me, sui quali il Partito d'Azione non riuscì poi a svincolarsi nel dopoguerra, cioè questa grande capacità di elaborazione politica, culturale, dottrinaria e io direi anche ideologica, nonostante fosse un termine che gli azionisti hanno sempre deliberatamente come dire, evitato, non parlava con quelle che poi sono il nervo della democrazia, cioè le masse. E quindi questi giornali ovviamente capire che canali di distribuzione, attraverso quali meccanismi venivano e soprattutto quali lettori, potrebbe darci delle indicazioni poi anche per il dopoguerra. Questo secondo me è il vero giornale, il vero prototipo del giornale, perché accanto a come dire, delle notizie di cronaca, io ho solo riprodotto la prima pagina, questo era un giornale che è appunto un periodico di 4 pagine, alla fine c'era un notiziario per la prima volta che illustrava l'azione delle brigate partigiane in tutto il Veneto e quindi a livello proprio preciso e geografico dava il polso alla situazione
inizia ad essere una palestra di dibattito. Le firme ovviamente non ci sono, buona parte di queste firme possono ricondursi a Zanon Dalbò e a Egidio Meneghetti, ed è il vero momento, secondo me, dove la stampa azionista acquista uno spessore politico. Rispetto agli altri due, all'altro periodico che abbiamo visto prima e soprattutto al celeberrimo numero del novembre del 43, appunto l'appello ai Veneti, Guardia Avanzata della Nazione Italiana, che era appunto l'appello scritto da Silvio Trentino nel settembre del 43, il primo numero, secondo me, anzi i due numeri sui quali noi ci dovremmo concentrare sono questo del 10 giugno del 44 e quello successivo, che viene appunto testimoniato con il numero 2 dell'agosto del 44. Questi sono i due numeri che danno, e che sono disponibili anche agli studiosi, danno la cifra di cosa sia il Partito d'Azione, perché in questi due numeri iniziano a manifestarsi chiaramente quali sono le proposte concrete e qual è, ripeto, secondo me, l'ideologia dell'azionismo, nonostante possa sembrare una contraddizione. E cioè non solo la terza via, come tante volte si è specificato, sottolineato, tra il mondo delle avanguardie del proletariato, ovviamente il PC, ma anche il PSI, e il mondo o della conservazione o del moderatismo. Tutt'altro. Il Partito d'Azione già in questi numeri cerca di elaborare qualcosa che in Italia non esisteva. Non esisteva sotto il profilo, chiamiamolo, dottrinario e politico, cioè cerca di ripensare completamente un modo di costruire la politica. Ci sono delle tradizioni che ovviamente non possono essere nascoste. C'è il socialismo liberale di Fratelli Rosselli, c'è soprattutto Silvio Trentin in Veneto, ma quello che attraverso queste pubblicazioni si capisce che il tentativo, l'ambizione è di andare oltre a quella che era stata fino ad allora una politica appiattita, secondo gli azionisti, su questi due grandi caposaldi. Ovviamente le radici storiche e politiche di un partito che lavora in clandestinità sono deboli, e la debolezza apparirà in tutto il suo, come dire, tutta la sua evidenza nel dopoguerra. Nel periodo clandestino, quindi, sostanzialmente vengono editi 4 numeri, questi due sui quali io veramente vi invito a soffermarvi, già oggetto di uno studio di Gian Antonio Paladini nell'85, ripubblicato nel 2000 da Pasinato, e invece si arriva nel dopoguerra. In realtà nel periodo clandestino, adesso non lo trovo, forse è qua, eccolo qua, a Treviso vengono stampati 2 numeri veneti di Voce dei campi e delle officine, che era un periodico che era stampato a Torino e a Milano, con il programma del partito, e il programma del partito in particolare, ve lo dico in sintesi, prevedeva alcuni caposaldi che poi continueranno fino allo scioglimento: la libertà, la democrazia, la repubblica, l'autonomia, la socializzazione, la solidarietà del lavoro, la giustizia distributiva, l'eguaglianza, la pace e la federazione europea. Ecco, questi temi, come diceva giustamente prima Marco Al Magisti, non guardavano al 45, non potevano guardare al 45, guardavano molto più in là. Parlare di federazione europea nel 1945-96 era incomprensibile per la cultura politica e per la società italiana dell'epoca. Nel 1944 già noi troviamo questo programma stampato a Treviso, Voci di campi e di officine fece un altro numero, fece 2 numeri, uno il 2 novembre del 1944,
Vado per chiudere, vi parlerò un'altra volta o vi rimanderò sul GL del dopoguerra, e in Voci dell'Officina, che ho trovato molto interessante, oltre a intervenire in maniera, io direi, violenta sul problema delle classi dirigenti. Uno degli aspetti, secondo me, illuminati e illuminanti del Partito d'Azione fu quello di mettere sotto esame, con la lente di ingrandimento, ciò che era una classe dirigente e di non circoscrivere esclusivamente al fenomeno fascista o monarchico, ma in realtà allargare il concetto di quella intelaiatura, di quella ragnatela che costruisce un regime: potere economico, potere giudiziario, pubblica opinione, giornalismo. E questo è uno degli aspetti che viene sottolineato ovviamente nel dopoguerra, ma già anche in fase clandestina. Chiudo perché secondo me, oltre a altri temi molto importanti come il discorso del totalitarismo, che era un altro dei cavalli di battaglia, la paura, direi, viscerale e del DNA degli azionisti di traghettarsi in qualche altro aspetto che potesse avere una vocazione totalitaristica. Questo è uno dei temi, credo, straordinari del Partito d'Azione, e enunciato in maniera brillante e cristallina in tutti gli scritti. Chiudo leggendo Voce dei campi e delle officine. Ho trovato, vi assicuro, un'affermazione sul valore della libertà che mi ha lasciato un po', come dire, perplesso. In questo articolo del 2 agosto del 1944 appunto di Voci, campi e officine, sulla libertà c'è un significativo accenno alla predicazione del Vangelo di Cristo, che adesso è un grande insegnamento di libertà per chi lo sa bene interpretare. In tutti, vi assicuro, i scritti che ho letto su giustizia e libertà del dopoguerra e anche in fase clandestina, questo accenno al Vangelo di Cristo e soprattutto a chi lo sa bene interpretare, evidentemente come dire, raccoglie quello che diceva anche prima il Magisti, cioè queste persone erano consapevoli della forza del cattolicesimo, ma anche della devozione, secondo me, del popolo veneto. E attraverso questa citazione forse è stato un timido tentativo per cercare di svincolare quello che era ormai invece un'egemonia. Chiudo qua ricordando che Giustizia e Libertà rinasce il 3 giugno finalmente non più clandestina, ha una vita molto breve, chiuderà il 20 gennaio del 1946, uscirono in tutto 34 fascicoli, continuò nel Nuovo Lunedì e sostanzialmente, e chiudo veramente, l'impressione è che non ci fu la capacità di costruire un partito d'azione veneto e che quell'autonomismo che spesso gli azionisti reclamavano come fonte, e non ci vedevano lontano, di emancipazioni, in realtà si era riverberato anche nel loro interno. E quindi, secondo me, e questa è una provocazione, ma fino a un certo punto, e da una prospettiva di studio, più che di azionismo veneto, credo che si dovrà ricercare di parlare di azionismi dentro le province. Grazie. Grazie Marco Borghi, e passo ora velocemente la parola, dovete scambiarvi i posti, a Silvia Tortato. Come dicevo prima, Silvia, che è conservatrice beni culturali, bibliotecaria, è collaboratrice dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza del Centro Trentin, e l'anno scorso per molti mesi ha effettuato qui lo spoglio integrale di tutti i numeri di Giustizia e Libertà non più clandestina, quindi quella dal giugno del 45 fino ai primi mesi del 46 e poi ai numeri del Nuovo Lunedì. Ecco, ma oggi si soffermerà in particolare sugli articoli di e su Silvio Trentin, presenti in questi periodici. Grazie.
Allora, parlare di Silvio Trentini e tratteggiare la sua figura e le sue idee politiche attraverso le pagine di Giustizia e Libertà edizione Veneto può essere difficoltoso. Oh, scusate. Vista la prematura scomparsa e il lungo esilio che ha portato Trentini lontano dal Veneto, al cui popolo chiederà il ritorno di essere l'avanguardia contro il nazifascismo. Se sfoglierete le pagine di Giustizia e Libertà vedrete che nessun articolo porta la firma di Trentin. La morte ha colpito il giurista a inizio febbraio del 44, a soli 6 mesi dal ritorno in Italia, avvenuta a fine agosto del 43, mentre il periodico data 3 giugno 1945 fino al 20 gennaio del 46, in uscita settimanale di domenica, a cui seguirono pochi numeri con il nuovo lunedì. Trentina in Italia dal settembre del 43 fino a febbraio del 44 ed attivo e fondamentale per l'organizzazione della Resistenza fino al novembre del 43 prima dell'arresto. In quei 3 mesi Trentina avrà maniera di confrontarsi con molti membri del Partito d'Azione che si è formato già un anno prima. La drammaticità degli eventi lascia meno spazio alla teorizzazione politica, ma le riflessioni di Trentin resteranno comunque fondamentali nella rielaborazione politica del partito a guerra terminata, trovando anche favorevoli radici nel ruolo che Trentin aveva avuto negli anni veneziani prima dell'esilio. Il vero animatore del giornale sarà Zanon Dalbò, che si firmava appunto Gracco e il Grillo Talpa, a dimostrazione che continuavano a utilizzare degli pseudonimi, quindi forse questo può essere anche stato difficoltoso per riconoscere appunto i politici, che aveva già cominciato a redigere il giornale durante la Resistenza, coadiuvato da Renzo Biondo a Venezia e poi a Padova. Ne poterono uscire solo pochi numeri, poiché poi l'organizzazione verrà disarticolata con la cattura di gran parte dei membri, compresi i tipografi Sartori e poi il padovano Zanocco, catturato dalla banda Carità. Sarà solo a guerra finita che si riprenderà la stampa del periodico, in bilico tra un giornale di partito, nel senso più tradizionale, e un catalizzatore di energia attraverso un approccio più empirico ai problemi che via via si venivano delineando nel dopoguerra. Capisaldi del programma, come si legge nel primo articolo, che vi faccio vedere. Eccolo qui. Vediamo, appunto. Si legge nel primo articolo che uscì nel giugno del 45, in cui il partito d'azione si definisce partito europeo e del lavoro sul modello del partito laburista inglese. Erano il tema del lavoro in un'ottica di democrazia progressiva antiborghese, l'autogoverno, il federalismo europeo come formula per rinnovare l'Europa, temi questi centrali nella riflessione nel magistero politico di Trentin. Un altro articolo importante è quello del 29 luglio, ne ho scelti pochissimi perché altrimenti andare a analizzare tutti sarebbe stato impossibile, in cui si parla degli Stati Uniti d'Europa, in cui si sottolinea lo sforzo comune di erigere una nuova Europa, un'Europa dei popoli attraverso il superamento del nazionalismo, e in cui si ribadisce come l'esigenza di creare gli Stati Uniti d'Europa sia sentita una necessità nell'intero continente. La figura di Trentino viene ricordata in più occasioni, sottolineando il debito che gli azionisti veneti riconoscono al giurista, sia come combattente che come politico, e viene celebrato in 2 commemorazioni ufficiali, da Lusso al Malibran e poi da Meneghetti a San Donà. Venezia e San Donà sono le città dove Trentino ha lasciato un segno più profondo come politico prima dell'esilio. San Donà, dove è nato e dove è stato artefice della bonifica, e Venezia, dove insieme a Mario Marinoni era stato l'animatore della democrazia sociale, un partito che, pur restando nel solco del liberalismo, proponeva la ricostruzione del Veneto piegato dalla Grande Guerra con una sensibilità progressista e mazziniana per le riforme sociali, e in cui il giovane giurista dimostrava già un approccio federalista attraverso il decentramento amministrativo come antidoto agli accresciuti poteri di uno Stato nazionale e centrale. Inoltre, come insegnante di diritto pubblico, l'influenza di Trentin sarà altamente formativa per la formazione dei primi giovani antifascisti. Tra gli allievi di Trentino in particolare ci sarà la Malfa, che può essere tra i formatori del Partito d'Azione e che porterà nel partito temi di matrice trentiniana, in particolare il tema dell'autonomia e del decentramento, che è un tema centrale nella riflessione degli azionisti e che, come ricorda Zanon Dalbò, percorre tutta la storia italiana dal Risorgimento e si fa sentire più prepotente dopo 20 anni di dittatura. L'esilio non allontana Trentin da Venezia, che rimarrà in contatto con l'ambiente veneziano tramite alcuni amici, tra cui Matter, Guerrato e Perissinotto, mentre in Francia avrà da far maturare più organicamente le sue riflessioni sui problemi posti dalla struttura nazionalismo e sul superamento in ottica federale da attuarsi su scala europea, arrivando a discuterne con i giuristi francesi di Tolosa. A lui stesso ad ammettere l'importanza di questo progetto politico nella resistenza francese in un paese come la Francia, dove il nazionalismo è ben più strutturato e complesso che non in Italia. In Francia inoltre ha saputo approfondire, oltre il federalismo, tutti i problemi posti dal capitalismo imperiale.
Con l'esperienza prima di Giustizia e Libertà e poi di Libéré Fédéré durante la Resistenza francese, Trentin maturerà l'importanza di una rivoluzione proletaria in una dimensione di resistenza dal basso e di popolo. Temi questi che saranno centrali nel celebre appello ai Veneti del 1 novembre e che verranno discussi e rielaborati nei circoli della Resistenza veneta. Sarà in particolare proprio a Giuriolo, subito dopo il ritorno in Veneto, a cui Trentin affiderà la traduzione di Libéré Fédéré, che come periodico visse dal 14 luglio del 42 fino al maggio del 44, e con lui si confronterà in particolare sulla necessità di una resistenza di popolo. Ne ho preso alcuni numeri di Libéré Fédéré, si possono trovare digitalizzati dalla Biblioteca Nazionale di Francia. Questo è il primo numero, vedete 14 luglio del 1942, quindi una data emblematica per la Francia. Qui invece è il programma d'azione, sottolineo il primo, scusate, torniamo indietro. Il programma d'azione sottolinea il primo punto in cui si dice Libéré Fédéré è un movimento rivoluzionario per la liberazione e la ricostruzione di un'Europa unita, di un'Europa prospera, giusta e democratica. Al punto 6, il governo rivoluzionario dovrà infine preparare in collaborazione con i governi degli altri paesi liberi dal fascismo e dal nazismo le basi di una federazione europea fondata sulla libertà, la pace e la prosperità. Poi ci sono anche altri articoli importanti, no? Anche qui ne ho scelti solo alcuni. Questo è quello dell'agosto, quello del luglio, in cui si ricorda l'Italia liberata dal fascismo e si parla già di movimento popolare che si scontrerà senza dubbio con delle difficoltà d'ordine interiore ed esteriore. Questo invece è l'articolo dell'agosto, che è l'ultimo, vede partecipare sicuramente anche Trentin perché poi torna in Italia, in cui si inneggia sempre alla rivoluzione italiana e si fa però un'analisi più articolata del governo Badoglio, interpretato come un governo di forze reazionarie. Poi altro testo molto importante è il manoscritto Stato, Nazione e Federalismo, scritto in Francia nel 1941 in italiano e che Trentin porta in Italia. Il manoscritto sarà oggetto di vivaci discussioni prima a Padova e poi a Milano, verrà appunto consegnato da Trentin ad Alprà. Alprà riuscirà a stampare il manoscritto solo nel marzo del 1945 grazie alla casa editrice La Fiaccola, dopo lo vedrete perché è posseduto dalle collezioni della Biblioteca Querini. Nel testo Trentin ripercorre la formazione dello Stato accentrato, con particolari riferimenti a Germania, Francia e Italia, ma anche sottolineando i continui tentativi di bloccarlo, comprese le utopie cittadine